Senti, vi vedo armati di buona volontà, prima di tutto, che questo già mi fa piacere, e seconda cosa di strumenti, perché Esatto. giustamente viene uno che suona e non botta la chitarra, e come suona? Manco facevo trasere, se non può suonare. E quindi possiamo cantare? Sì, Ci proviamo? volentieri. Che sì, cosa? sì, sì. Che cosa? Beh, volevamo farvi ascoltare in anteprima Sì. un brano che è stato inserito all'interno di una colonna sonora di un film. Nendere meno. Di che stiamo parlando, scusami? Un film di Alessandro di Robilant. Famosissimo, di Robilant, che... Sì, che uscirà a breve. Sì? Il film si intitola Mauro c'ha da fare. È bello risvegliarsi la mattina, convinto di poter cambiare il mondo. Un bagno dove l'acqua è più cristallina, lontano dai balordi in brillantina. Mauro c'ha da fare tutto il giorno, sulla luna vive come d'incanto. Mauro c'ha da fare l'agricoltore, e mangiar piselli a tutte le ore. Granita di limone sotto al sole, la fidanzata che ti lascia per l'esaminatore. L'ufficio di collocamento è pieno da 18 ore. Partita di pallone, flatulenza. Che distrazione! Mauro c'ha da fare tutto il giorno, pur di vivere come un rivoluzionario. Mauro c'ha da fare tutto il giorno, sulla luna vive come d'incanto. Alla Catalla. Fantastica. Mauro c'ha da fare tutto il giorno, pur di vivere come un rivoluzionario. Mauro c'ha da fare l'agricoltore, e mangiar piselli a tutte le ore. La 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 la. Alla Catalla. Fantastica. La 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 la. Sono i fratelli Abbate questi qua, Oh, ci fu a standing ovation, non so se hai sentito qua
Bravissimi. I fratelli bravissimi. Abbate, Mauro c'ha da fare, colonna sonora di un film che dovrà uscire a breve, scritta, composta e cantata da Fabio Abbate e dal suo gruppo, ovviamente, dove c'è anche suo fratello, più grande o più giovane? Com'è? Il più vecchio. Il più vecchio, il più vecchio. Ma tu consumavo Ido o consumasti tu Ido? Com'è? Chi è che ha mischiato la voglia della musica all'altro? Lui a te? Sì, Hai esatto. capito? Vabbè. Avete visto il pianetto che c'ha lì? Una specie di pianola, insomma, una tastierina. Un giocattolino. È un giocattolino che è stato utilissimo, però, veramente molto carino.